appuntamento, ciao. Ma come è da fare, Foxy? In che senso? Se n'è andato. Io questa non me l'aspettavo. Ieri io e Foxy eravamo rimasti che oggi dovevamo registrare una challenge veramente assurda. Ma che significa oggi ha da fare? Ma soprattutto perché non mi ha detto cosa ha da fare? Io so di cosa c'è bisogno. C'è bisogno di chiamare la persona più spione del mondo. Carlotta, pronto? Ho bisogno assolutamente del tuo aiuto. Smuoviti ad arrivare perché è successa una cosa gravissima. Crazy? Mi hai chiamata? Sono pronta. Ma Carlotta, che look hai? Allora, tu sei troppo vecchio per capirlo. Dai, chi dobbiamo spiare? Io vecchio? Ok, Carlotta, non mi voglio infuriare. Comunque, è successa una cosa gravissima con Foxy. Che ha fatto quello stupido? Praticamente mi aveva promesso che oggi avremmo registrato una challenge, ma alla fine si è riuscito con da fare oggi, ma soprattutto non mi ha detto che ha da fare. Oh, Crazy, hai chiamato l'amica giusta. Che c'è da fare? Così mi piace, dovremmo spiarlo per 24 ore. Sei pronta, Carlotta? Sì, signor Matto. Carlotta, non mi sembravi tanto convinta. Sì, signor Matto. Allora possiamo iniziare. Andiamo. Ah, per fortuna che quel matto di Crazy se n'è andato. Piccola mia. Sì, puoi scendere. Via libera. Se n'è andato. Sì, ci ha creduto che io avessi da fare. Oh mio Dio, non ci posso credere. Sì, puoi venire adesso. Shh, ma non dirlo a Crazy. Ok, sì, piccola mia. Vado a prepararmi. Shh. Come si toglie sta voce? Come si toglie? Avete sentito, ragazzi? Dov'è Carlotta? Carlotta, via libera! Eccomi. Che è successo? Come che è successo? Non hai sentito cosa ha detto Foxy? E che ha detto? Praticamente prima parlava con una ragazza, diceva mi sto preparando, hai sentito? Sta scendendo, scappa! Vai, corri! Nascondi qua sotto! Io vado là! Vado, mi nascondo qui! È arrivato il momento di prendere i miei dolcetti segreti da far mangiare alla mia crush. Per fortuna che Crazy se n'è dato, altrimenti mi ucciderebbe. Dovete capire che io mangio troppi dolcetti, quindi li ho dovuti nascondere. E guardate quanti dolcetti ci sono qua. Ehi, ma questi non sono i miei dolcetti. Vabbè, vanno bene comunque. Ah, ragazzi, lo sto spiando dalle telecamere di sicurezza che abbiamo in casa. Ma guardate, sta facendo qualcosa di strano. Guardate, non lo vedo ai fornelli. Non so cosa stia facendo, ma che cavolo. Ma che ci tiene là dentro? Non si vede, cavolo, ragazzi, ma sta girando. Ma che cosa? Ma se n'è andato. Aspetta un attimo, cosa potrebbe nascondere là dentro? Qualcosa che è scomparso in casa. I dolcetti miei che ho comprato al supermercato! Carlotta, ci sei? Esci, via libera, dai, se n'è andato. Esci. Ok, allora, ho scoperto due cose importanti. La prima è che mi ha rubato tutti i dolcetti. E la seconda è quella storia della ragazza. Ma tu sai per caso hai scoperto qualcosa? Non dovevi essere l'investigatrice lì, Carlotta, eh? Sì, dovevo essere. E allora com'è finita? Bene. A me non sembra. Ho acceso anche il fuocherello per riscaldarci, piccola. Sì, ti aspetto, scusami se ti sto chiamando sempre. Tutto pronto? Sì, mi sono già preparato, sì, è tutto pronto, puoi venire? Crazy, mi senti? Ti sento, sono dietro la tua colonna. Ho scoperto il nome della crush. Come hai scoperto il nome della crush? E come si chiama? Dimmelo. Fatti affari tuoi. Ma come fatti a fare? Prima mi dici come che hai scoperto il nome, ora non mi dici il nome? Oh, va bene, si chiama Deborah. Deborah? E come hai scoperto il suo nome? Scusami. Oh, ti ho detto di fare gli affari tuoi. Foxy, ecco
eccomi! Oh piccola, vieni qui, fatti dare un abbraccio. Che hai fatto oggi? Ah, non c'eri tu, è stata una giornata non molto bella. Oh, che carina. A proposito, oggi quell'idiota di Crazy non c'è e possiamo mangiare i suoi dolcetti. E i suoi dolcetti un po' andati a male. Allora dimmi, come hai fatto a liberarti del tuo amico? Ma allora è stata una lunga storia. E in realtà semplicemente sei andato di casa. Come sei andato di casa? Ma non l'ho capito nemmeno io, si sarà offeso perché non volevo fare un video con lui. Non capire. L'avete sentito, ragazzi? Sta parlando proprio di me, si sta prendendo in gioco anche di me. Ragazzi, è molto difficile, stanno parlando, ma forse riesco ad andare. Carlotta! Ci sei? Stanno parlando di me, li hai sentiti mentre parlavano di me, mi prendevano in giro? Sì, li ho sentiti. E io che pensavo che Foxy fosse un amico, ti rendi conto? Dai, sì, ma è la sua crush, che ci puoi fare? Sai che ti dico? Andiamo lassù ad elaborare il piano. Anzi, andiamo in bagno. Mi ho messo 4. Panzerotti, andiamo a prendere qualcosa da mangiare su? Ok. Vieni, dai. Puoi capire, mia mamma ha preparato una torta buonissima, altro che il professore. Carlotta, dobbiamo elaborare un piano per vendicarci, sei d'accordo? Sì. E quindi il buon Crazy, da buon matto al quale è, ha già la soluzione. E quale sarebbe questa soluzione? Tu, piccola Carlotta, ti fingerai la fidanzata di Foxy. Cosa? Così la nostra crush del nostro amico si ingelosirà e andrà via e gli faremo fare una brutta figura al nostro amico, eh? Questo è un piano molto malvagio, ma mi piace. Perfetto, Carlotta! Aspettiamo che scende e iniziamo con i preparativi. Ah, è stata un'ottima scorpacciata. Che ne dici di parlare un po'? Sì, dai. Ah, sediamoci qui come prima. Carlotta, mi ricevi? Mi ricevi? Sono qui accanto a te. Ah sì, giusto, giusto. Allora, sei pronta per attuare il piano malvagio? Sì, sono pronta. Bene, 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 questa volta per Foxy ci sarà una bella sorpresina al mio trash. Va bene. 1, 2, 27, 1800, 3! Vai al piano vendetta. Amore! Amore? Amore. Come? Non ti ricordi di me? Ma tu, Carlotta, ma che ci fai tu qui? Aspetta. Ti ha chiamato amore. No, aspetta, ti posso spiegare, guarda che è Carlotta! Ma non mi avevi detto che fossi fidanzato? Aia! Amore mio, non ti ricordi di me? Che cosa fai, Carlotta? Amore mio? Ma mi stai prendendo in giro? No, ti posso spiegare! Ma che gli devi spiegare? Tu sei il mio ragazzo! Il tuo ragazzo. Aia! Te lo meriti. Ragazzi, sta funzionando. Piano riuscito, se lo merita Foxy. Mi ha rubato tutti i dolcetti e non mi ha detto niente. Basta, mi hai deluso, me ne vado. No, aspetta, ti posso spiegare! Levati! Ti posso spiegare, piccola! Ecco, se n'è andata, io lo sapevo! Ma perché l'hai fatto? Era una vendetta! Una vendetta? Ma per cosa? Perché hai detto al matto che tu dovevi fare una cosa e non potevi registrare un video con lui! Aspetta, il matto! E per caso sai anche che gli ho rubato i dolcetti? Ah, sì? Oh cavolo! Ah, quindi... Crazy! Eccomi qua, Foxy! Mi hai rubato i dolcetti! E metto anche il cappello del mio colore! Eccomi qua! Crazy! Tu hai rovinato l'incontro con la mia crush! E anch'io metto il cappello del mio colore! Aspetta un attimo, ma i capelli sono sbagliati? Ah, Sì, cambiamo capelli, aspetta. Questo va a te e questo va a me. Ok, ora siamo pronti alla sfida, Sì, siamo pronti alla sfida! Chi tocca l'altro perderà. No, aspetta, chi tocca l'altro vincerà. E vincerà 100 euro. Chiaro, Foxy, Sei pronto? Aia! È stato più facile del previsto.
Ops. Ah, questa volta ho perso, ma la prossima volta verrò con la doppia protezione. Soltanto una protezione. Comunque non è giusto quello che hai fatto. E tu è giusto che mi hai promesso di fare un video e dopodiché hai rubato anche i miei dolcetti. Scusa, è stata proprio una brutta situazione. Ah, Crash. Vabbè. Me ne torno di là. Me ne torno anch'io dalla mia crush.